Un passaggio che segna il giro di boa verso la realizzazione della nuova questura di Padova di Via Anelli. L'opera, secondo programma, dovrebbe essere pronta e consegnata nel 2031. La Giunta Comunale di Padova nelle scorse ore ha approvato il progetto definitivo. Un passaggio cruciale che segna l'avvio della seconda fase dell'iter, che prevede poi l'approvazione del progetto esecutivo e il bando di gara. Siamo riusciti in tempo record a avere 26 autorizzazioni, 26, e siamo pronti a fare la gara, per cui è un'opera bellissima, tra parentesi, come architettura. Il prossimo passo è andare in gara, è una gara europea, sarà un po' di tempo, però siamo avviati, per cui adesso non ci ferma più nessuno. Il comune di Padova sarà stazione appaltante dell'opera per conto del Ministero dell'Interno. La nuova questura sorgerà dove un tempo c'era il complesso di condomini ex Serenissima, un luogo di degrado in Via Anelli, che ora vedrà al suo posto un edificio moderno di oltre 29.000 metri quadri. Una struttura che da un lato renderà servizi ancora più di qualità a favore dei cittadini utenti, ma nel contempo anche una struttura dove in proiezione sarà destinata poi man mano con i vari ripiani di organici fino a 700 poliziotti, tra poliziotti e amministrazione civile dell'interno. Il costo dell'opera è di 62 milioni di euro, un progetto di rigenerazione urbana che guarda alla città del futuro. Qui vi troveranno spazi, uffici, sportelli per i cittadini, alloggi, una mensa e una cappella. Siamo riusciti a creare uno spazio pubblico che è il vero fondamento, l'ingrediente fondamentale per la rigenerazione urbana. Un progetto aperto alla città che vuole dare l'idea di un'istituzione a fianco del cittadino, a servizio del cittadino e a difesa dei valori della democrazia. Per quanto riguarda la vecchia questura, resterà nel palazzo di proprietà della provincia un presidio destinato a diventare il nuovo commissariato centro. Stiamo definendo ormai, siamo alle battute finali di un comodato gratuito con la provincia, per cui la porzione dell'attuale questura, quella dove c'è l'ingresso principale, ripeto, sarà poi destinata appunto a commissariato centro e a continuare così a garantire servizi di qualità ai cittadini utenti che risiedono in centro.